Benvenuti a tutti quanti al magazine di aprile di Soundtrack City. Anzi, saluto intanto il mio socio Marco Testoni. Ciao Massimo. Ciao Marco, e invitiamo tutti quanti a mettere il like sulle nostre pagine social. Oggi siamo col magazine, come diciamo, e parleremo di alcune serie televisive, ma soprattutto, visto che la volta scorsa è andato benissimo il, diciamo, riscoprire i film del passato, soprattutto quelli in bianco e nero, oggi il mio caro Marco ci parlerà di un altro film in bianco e nero dopo quello di Accattone di Pierpaolo Pasolini del magazine scorso. Allora sì, continuiamo a ricercare queste perle che poi peraltro potete trovare tutti su YouTube. Io ad esempio questa settimana riproporrei Zorba il Greco per vari motivi. Allora, Zorba il Greco, un film del 1964 che a noi che ci occupiamo di musica è fondamentale, è un film fondamentale perché c'è la colonna sonora di Mikis Theodorakis, che è un compositore greco, peraltro vivente. Per quale motivo questa colonna sonora è importante? Perché ha dato vita a una danza, la danza di Zorba, composta proprio da Mikis Theodorakis, e ha avuto talmente successo che chiunque è andato in Grecia sa che se entra in un ristorante o in un qualsiasi posto, in un negozio e via dicendo, sentirà sempre questo sirtaki. È stranissimo questo caso, no? Se ci pensi, Massimo. Infatti, cioè quando la musica del cinema va talmente al di fuori del film che viene addirittura considerato, ripeto, un pezzo di musica tradizionale. E Mikis Theodorakis poi ha avuto una vita diciamo anche piuttosto tribolata, perché subito dopo c'è stata appunto la dittatura dei colonnelli in Grecia e lui fu arrestato, torturato appunto dal regime. Una volta caduto il regime è tornato in piena attività, e quindi insomma io consiglio di vedere questo Zorba il Greco, anche perché c'è un grandissimo Anthony Quinn che fa appunto la parte di questo Zorba. Ed è famosissima la scena finale, quella della danza in spiaggia dei due protagonisti. Guardatevelo se volete capire lo spirito greco, che è molto simile poi a quello nostro. Si dice spesso di noi una faccia una razza, dicono i greci rivolgendosi a noi. E adesso invece andiamo al nostro focus, caro Massimo, ovvero le serie e film. Dici un po' qualche novità che c'è stata. Per quanto riguarda le nuove serie attualmente andate in streaming, parliamo quindi le new entry, parliamo degli Irregolari di Baker Street, prima stagione autoconclusiva, e ce ne sarà sicuramente un'altra, però questa qui per fortuna si conclude, sono 8 episodi da 60 minuti l'uno, diciamo proprio su Netflix, è una serie televisiva britannica horror, ideata da Tom Bidwell ed è basata sulle opere letterarie dello scrittore britannico Sir Arthur Conan Doyle, quindi Sherlock Holmes e Dr. Watson. Qui si narra di un gruppo di adolescenti che vivono per strada in condizioni ovviamente di piena povertà, che vengono assoldati da Dr. Watson per scoprire dei crimini a carattere soprannaturale, quindi horror e soprannaturale a braccetto. Serie molto forte, molto teen, ma direi di grande impatto visivo, e gli attori sono tutti poco famosi ma veramente efficacissimi, e ogni puntata risolvono un caso e tutti confluiscono poi alla fine in questo exploit, questa esplosione. E le musiche? Finale. Musiche vengono diciamo a essere molto teen, perché sono di Paul Haslinger, un austriaco residente a Los Angeles, autore di score per molte serie TV, tra le quali Fear the Walking Dead, ma anche i capitoli di Resident Evil, alcuni, e di Underworld. Una partitura techno molto acida, con rari interventi orchestrali molto pacati, una proprio partitura per eccellenza da scary music. Poi cosa abbiamo cosa abbiamo? Qua ne facciamo parlare al mio caro amico Marco, perché è stato il music supervisor di questa serie di enorme successo, attualmente in onda sui canali Mediaset, credo su canale 5, giusto? Sì, se non erro. Sì, canale 5, sì. Quindi Svegliati amore mio, dimmi tutto Marco. Guarda, raccontaci. Svegliati amore mio, sono molto contento di averne fatto parte del cast tecnico, perché uno, per la prima volta si parla di un tema ambientale dovuto a una fabbrica, ecco, che esala gas pericolosi per la salute,
di Chi vive intorno, non so se vi ricorda qualche cosa a noi italiani, e quindi da quel punto di vista, pur essendo un impianto, il classico impianto Melò, e quindi c'è una trama che ha a che fare anche con storie d'amore intrecciate e via dicendo, però la regia di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, che hanno una molto molto incisiva sensibilità musicale, questo è quello che ho avuto modo di vedere, e le musiche sono del maestro Maurizio De Angelis, cioè la metà degli Oliver Onions. Qui in una veste, ma lui è già da tempo che fa anche questo genere di colonne sonore, è molto sinfonica, una colonna sonora che secondo me è assai funzionale a questa serie. E quindi concludiamo allora a questo punto questa puntata con un'altra, non con una fiction, parliamo di un documentario dedicato a un grandissimo, sanguigno, versatile e importante attore italiano, Saturnino Manfredi, in arte Nino, perché il 22 marzo scorso si sono festeggiati 100 anni dalla nascita di Nino Manfredi, uno dei nostri attori più popolari, e il figlio Luca ha curato la regia non solo della fiction di cui abbiamo parlato, ma anche di questo documentario tributo al padre, e che trovate tranquillamente su Rai Play se non avete visto in onda quando è andato sul Rai 1, e si chiama Uno, Nessuno, 100 Nino, un viaggio dentro e fuori l'attore, anche nella vita privata, infatti ci sono interviste ai nipoti, ai figli, alla moglie Erminia Ferrari, e contributi epocali di film capolavori quali C'eravamo tanto amati, Brutti, sporchi e cattivi, Pane e cioccolato, e anche il famoso sceneggiato di Luigi Comencini, Le avventure di Pinocchio. Le musiche sono di Paolo Vivaldi e alcuni pezzi coscritti con Alessandro Sartini, una colonna sonora citazionista, molto parafrasante, spirituosa, beffarda, nostalgica, i temi di Armando Travaiola e Fiorenzo Carpi per i film che vi ho appena citato, e poi il tema portante è una parafrasi vera e propria, proprio voluta da Luca Manfredi e anche da Paolo Vivaldi, di Tanto per cantà, cavallo di battaglia di Manfredi. Neanche a farla apposta, come diciamo la volta scorsa, portato a Sanremo e diretto e arrangiato da Maurizio De Angelis con Nino Manfredi, che la cantava come ospite speciale al Festival di Sanremo tanti anni fa. Come ha detto Massimo, cliccate sul mi piace ai nostri social se vi è piaciuto, naturalmente. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao.